Per 11 giorni non hanno perso le speranze, erano convinti che Mattia prima o poi sarebbe tornato. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del figlio, riaffiorato nelle acque del Bacchiglione, però in un colpo solo ha distrutto le speranze e gettato nella disperazione i genitori di Mattia Fogarin, il 21enne padovano scomparso da casa nella notte del 21 marzo scorso. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo per chiarire le cause e le tempistiche del decesso, anche se sembrano esserci pochi dubbi. Mattia quasi sicuramente si è tolto la vita la notte stessa in cui è sparito, subito dopo le 2 telefonate fatte dai genitori per cercare di rintracciarlo. Il corpo del giovane infatti è riaffiorato dalle acque del fiume in zona Bassanello, a pochi metri dalla cella telefonica di via Cavallotti, dove il suo cellulare era stato agganciato per l'ultima volta. I funerali del giovane atleta del Real Padova dovrebbero essere celebrati subito dopo Pasqua nella chiesa di San Gregorio, parrocchia dove viveva con i genitori e la sorella.